buonasera a tutti e benvenuti. Anche questa sera vi vedo con piacere numerosi. Questo progetto Volver è uno dei due progetti che l'Ateneo Veneto ha pensato, ideato e realizzato per i veneti nel mondo. E sono due progetti che sono stati finanziati dalla Regione Veneto, che fin da ora voglio ringraziare per la sensibilità che ha sempre avuto su questo argomento e anche per aver scelto l'Ateneo come luogo di realizzazione dei progetti stessi. Il progetto nasce sostanzialmente dalla biografia di due illustri veneti che sono emigrati in Argentina nei primi del Novecento, il poeta Mario Battistella e il violinista Manlio Francia. Sono due veneti illustri che hanno rivivificato il tango in un momento in cui, come dire, aveva una sorta di débâcle. Le loro biografie e le loro storie sono servite di traccia per questo progetto. Come sapete, il tango non è solo un ballo, il tango è uno stato dell'anima triste, dell'anima passionale, dell'anima nostalgica, dell'anima speranzosa. È comunque una lente di ingrandimento formidabile per capire il fenomeno migratorio. E infatti questa sera si parlerà e si ballerà, si parlerà di tango e si ballerà il tango, ma, come dire, con una luce sul fenomeno migratorio. Ci saranno quindi studiosi del fenomeno migratorio, studiosi del tango e ballerini. Io devo ringraziare, oltre alla Regione Veneto per il finanziamento, il poliedrico professor Balboni, che ne inventa una più di Bertoldo e che è riuscito a far diventare l'Ateneo, che è un luogo di conferenze, persino una sala da ballo. Forse potrei dire una milonga, professore, o è troppo? Allora, non porto via tempo perché la serata è densa, quindi questa volta dico si apra la conferenza, ma si aprano anche le danze. Grazie per la vostra presenza. Bene, allora, grazie alla Presidente per questa presentazione. Vado diretto a darvi il quadro, perché è una serata molto piena, quindi sarò brevissimo anch'io. Abbiamo due storici, Javier Grossutti. Javier vi dice già la matrice spagnola da un lato, Grossutti la matrice friulana, direi, dall'altro, che è uno studioso dell'emigrazione in Argentina. E poi avremo Camillo Robertini, che per cause varie ma ovvie ci parlerà direttamente da quello schermo, che ha lavorato molto sulla condizione degli immigranti, cosa facevano, perché suonavano il tango, ma che lavoro facevano per mantenersi. Poi avremo due esperti di tango veneto in Argentina, Dino De Rossi, che si occupa di Manlio Francia, e Liviana Loatelli, che si occupa del veronese Mario Battistella. E infine c'è tutto il mondo musicale che fa capo a Hernán Fassa, che è un pianista, e abbiamo con lui Gino Zambelli al bandoneon, Giovanni Restieri al violino, Virgilio Monti al contrabbasso e la cantante è Paola Fernández dell'Erba. Avremo poi due ballerini, Alejandro Aquino e Angelica Grisoni. Angelica Grisoni è una maestra e coreografa di tango argentino e ha partecipato a tutta una tournée che dura da tantissimo tempo, insieme ad Alejandro Aquino, per lo spettacolo Omaggio a Osvaldo Pugliese, che è stato in quasi tutti i teatri italiani e così via, e ha una scuola di tango a Roma e tiene degli stage qua in tutta Italia, tra cui Venezia. Alejandro Aquino è un coreografo e direttore, e ballerino ovviamente, e direttore dell'Accademia del Tango Argentino qui a Venezia.
Fu scelto nell'89 dal maestro pugliese, da Osvaldo Pugliesi, che è un pilastro della storia del tango, per la tournée mondiale appunto dedicata a Pugliese e Astor Piazzolla, altro nome evidente. Basta, vorrei ringraziare, sperando che sia ancora qui, la persona che sta eccola là, Marina Niero, perché davvero in questa follia è riuscita a tenere in mano tutte le cose. Che cosa c'entro io? Sono un bel riassunto di queste cose. Subito dopo la guerra i miei sono emigrati, io avevo 5 mesi, sono andati in Argentina, ho vissuto là molti anni, sono tornato per la scuola media. La signora che ci affittava la casa, e che io chiamavo nonna in mancanza di nonne vere, era una professoressa di pianoforte e insegnava pianoforte a quelli che suonavano poi nelle orchestrine. Mi faceva da nonna, quindi avevo 3 anni, stavo sul suo ginocchio e quando lei suonava mi diceva do, sol, il tango ha dei ritmi molto precisi, quindi prima il do, il sol e così via. Sono passati 70 anni e so ancora suonare tango e mi diverto come un pazzo. Ragione per cui ho una ragione per essere qua. Anch'io sono il risultato dell'emigrazione e del volver, cioè del ritorno che c'è in tantissimi tango come desiderio di fondo. Allora, per sapere alcune cose sull'emigrazione, io chiamerei qui Javier Grossutti, che ci parla appunto dell'emigrazione in Argentina. Javier Grossutti è nato a Buenos Aires, è nipote di italiani emigrati in Argentina tra gli anni 20 e 30 e da oltre 20 anni si occupa dell'emigrazione italiana, in particolare credo anche furlana, sì, se non sbaglio, ma soprattutto di emigrazione di ritorno, di imprenditorialità etniche, di tutte queste cose che adesso stiamo in parte vedendo con gli emigranti che vengono, diventano imprenditori e così via. Non hanno ancora portato del tutto la loro musica, ma quando i veneti sono andati là e gli italiani genovesi sono andati là, se la sono inventata una musica, cioè il tango. Quindi passo la parola a Grossutti. Parlo. Vai. Buonasera a tutti, grazie per essere così numerosi. Diceva chi mi ha preceduto, effettivamente io sono figlio di nipote di emigranti andati in Argentina negli anni 20 e 30 e i nonni paterni erano friulani, i nonni materni erano meridionali. E in questi anni, tra le 2 guerre mondiali, l'Argentina ha rappresentato una destinazione migratoria molto importante per gli italiani. Non solo per i veneti, ma direi per buona parte degli italiani, che avevano raggiunto l'Argentina già a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. I veneti però, quelli partiti negli anni 70, 80 e 90 dell'Ottocento, non vanno in Argentina come numero più significativo, ma raggiungono invece il Brasile. Un altro dato che è importante indicare: in questo periodo, per gli italiani del settentrione, delle regioni dell'arco alpino, l'emigrazione è soprattutto un'emigrazione europea. Come vedete in questa tabella che adesso vi ho proiettato, dal 1876 fino ai primi anni del Novecento, l'emigrazione veneta è appunto un'emigrazione europea, un'emigrazione che raggiunge i paesi dell'Europa centrale soprattutto. Ma in alcuni anni, vedete nel 1887, 1888 e 1891,
c'è un aumento significativo di veneti che raggiungono i paesi dell'America del Sud. La maggior parte di questi non si insedia in Argentina, ma si insedia in Brasile. Provengono da, direi, quasi tutte le province venete e si insediano in Brasile perché in questo periodo il Brasile, il governo brasiliano, ha dichiarato, ha completato l'abolizione della schiavitù e quindi i proprietari terrieri di alcuni stati del Brasile, San Paolo e Minas Gerais soprattutto, hanno bisogno di manodopera per sostituire la manodopera schiava, la manodopera di colore. E i veneti, ma anche i friulani e anche i trentini in parte, rispondono a questa richiesta di manodopera e raggiungono il Brasile, Brasile, governo brasiliano, che si occupa di pagare il biglietto di nave di questi emigranti. E quindi, diversamente da quello che era avvenuto negli anni 70, i primi anni 80 dell'Ottocento, adesso possono emigrare tutti, anche i più poveri. Qua potete vedere l'incidenza dell'emigrazione veneta verso il Brasile e verso l'Argentina in particolare. E tranne pochi periodi, vedete per esempio tra 1881 e 1885, l'Argentina concentra la maggior parte dell'emigrazione veneta in America del Sud, ma prima della Prima Guerra Mondiale, tranne poi questo periodo e i primi anni del Novecento, come vi dicevo prima, i veneti vanno in Brasile. E perché non vanno in Argentina in numero maggioritario? Perché non è facile raggiungere l'America Latina e l'Argentina e il Brasile. Bisognava farsi carico del biglietto di nave. Quando il Brasile paga la traversata atlantica, possono partire tutti, dicevo prima. Ma se una famiglia veneta deve pagare il biglietto della nave, vuol dire che può farlo solo quelli che aveva a disposizione dei denari sufficienti. E chi aveva a disposizione dei denari sufficienti? Quelli che venivano soprattutto da alcune regioni venete e friulane, quelle regioni dove era più diffusa la piccola proprietà. E molte di queste famiglie vendevano quindi alcuni appezzamenti di terra, quelli di cui erano proprietari, e così potevano far fronte alla traversata atlantica. E con questo cosa voglio dire? Che non emigravano i più poveri, emigravano quelli che erano consapevoli di poter migliorare le proprie condizioni di vita oltreoceano e quelli che sapevano che in questi paesi, soprattutto in Argentina, questo desiderio era realizzabile. E le cose cambiano un po' nei primi anni del Novecento. Scusa, posso Prego. interromperti un secondo prima di passare Sì. al Novecento? In Brasile i veneti hanno creato delle colonie molto forti. Ancora oggi ci sono 2 milioni e mezzo di discendenti di veneti che dicono parliamo italiano. In realtà parlano un veneto mi farave, mi dirave, cioè ottocentesco. In Argentina non ci sono colonie in qualche modo, anche in Messico e Cipro hanno conservato il veneto. In Argentina erano riusciti in qualche modo a conservarsi come colonie venetofone e venete? Allora, in Argentina i veneti che si sono stabiliti in aree rurali sono partiti appunto prima della fine dell'Ottocento.
si sono insediate nella cosiddetta Pampa umida, dove però la maggioranza degli italiani proveniva soprattutto dal Piemonte e dalla Lombardia e dal Friuli. È un nucleo residuale di veneti che si insedia nelle colonie agricole argentine, ma comunque ci sono alcune colonie dove c'è una presenza significativa di veneti. Per esempio nella provincia di Cordova, Colonia Carossa, dove i veneti e i friulani arrivano a partire dal 1877-78. Hanno conservato molte tracce identitarie, per esempio se voi adesso andate a Colonia Carossa vedrete che molte case hanno una specie di fogón esterno alla casa, si vede proprio il fogher, esatto, si vede alcune case che hanno questa particolare tipologia di camino. Però è vero che la stragrande maggioranza delle colonie agricole la si trova negli stati meridionali del Brasile. Poi ci sono stati alcuni gruppi formati da persone che provenivano da alcune aree particolari del Veneto. Per esempio c'è un gruppo della zona di Paderno del Grappa che si è insediata in una città un po' fuori del circuito migratorio argentino, che vedete qua la città di Catamarca, e quindi a Paderno del Grappa ci sono molte famiglie che hanno conservato questa catena migratoria che è iniziata con l'arrivo di un pioniere che dopo, fino agli anni 50 del Novecento, ha continuato a chiamare compaesani, famiglie, così si è formato un gruppo a Catamarca di veneti, se volete, un po' anomalo rispetto alle destinazioni migratorie venete e italiane in Argentina. Poi c'è stato un altro gruppo, questo che riguarda il periodo tra le due guerre mondiali, in Patagonia, a Villa Regina, dove a partire dal 1922 si è insediato un gruppo di veneti, friulani e trentini che hanno costituito questa comunità, ma era una comunità anche promossa dal governo argentino tramite una compagnia di colonizzazione italiana. E poi, ovviamente, già a partire dal Novecento, i veneti, come buona parte degli italiani, si sono insediati in aree urbane dell'Argentina. Pensate che nel 1890 a Buenos Aires i veneti, che quando si parla di veneti in realtà bisogna estendere l'orizzonte al Grande Veneto, quello che includeva anche i Friuli, per esempio, costituiscono, dicevo, a Buenos Aires nel 1890 una società veneta di mutuo soccorso che nel 1906 aveva circa 500 membri, 350 maschi e 150 donne, a riprova del fatto che una parte dei veneti emigranti era fatta da uomini singoli e una parte della colonia era fatta anche da famiglie, no? E quindi in realtà sappiamo relativamente poco dell'emigrazione veneta in Argentina, perché la maggior parte degli studi, e in Veneto ci sono notevoli studiosi che si sono occupati del fenomeno, è stata focalizzata sullo studio dell'emigrazione veneta in Brasile. Ovviamente quando una persona, un potenziale emigrante decideva appunto di attraversare l'oceano, lo faceva perché poteva farlo, perché aveva per raggiungere soprattutto l'Argentina. In Argentina il governo di solito non si faceva
carico del biglietto di nave e quindi doveva essere la famiglia o l'emigrante a pagare il costo della traversata. Quindi lo faceva perché aveva i mezzi per farlo, lo faceva perché sapeva che in Argentina, in questo caso, avrebbe potuto fare di solito il lavoro che faceva in Italia. Quindi il contadino che veniva dalle campagne del Trevigiano o dall'entroterra veneziano sapeva che andava in Argentina per fare quel mestiere lì e si insediava, per esempio, nelle colonie agricole. Poi c'erano gli altri, gli artigiani, che difficilmente avrebbero scelto le colonie agricole se erano muratori provetti, perché negli anni precedenti all'emigrazione in Argentina erano andati a lavorare nell'Europa centrale, per esempio, come muratori, e quindi sceglievano altre destinazioni, andavano in città, per esempio. E qua vedrete, per esempio, il caso di questi due musicisti di cui ci parlerà chi mi seguirà. Erano musicisti che in Italia, in Veneto, erano già impegnati nell'attività musicale e quindi non vanno in Argentina così perché c'era la possibilità di andare. Vanno in Argentina perché si stabiliscono a Buenos Aires e perché sanno che è un contesto che permette di poter realizzare quello che facevano in Italia e che magari allora in Italia non era possibile, oppure vanno in questi nuclei urbani dell'Argentina perché sanno che le condizioni di lavoro e le retribuzioni economiche sono maggiori di quelle che poteva offrire l'Italia. Sì. Se giungi verso una conclusione, che così... La conclusione è che bisogna continuare le ricerche e soprattutto cercare di focalizzare su questi gruppi che scelgono, questi gruppi di veneti emigranti che scelgono una destinazione alternativa in America, una destinazione migratoria alternativa. Per quello il titolo del mio intervento era appunto l'Altra America, no? L'Altra America non rispetto all'America del Nord, agli Stati Uniti, dove pure vanno i veneti nei primi anni del Novecento, ma perché scelgono una destinazione alternativa rispetto al Brasile e si insediano in Argentina perché hanno un progetto di vita, perché hanno una consapevolezza di poter realizzare magari questo progetto di vita, che non è stato facile, non è stato sempre di successo, ma che scelgono l'Argentina, che allora era un paese che offriva molte possibilità. Grazie. Nella cartina vedete Catamarca lassù. Se avete letto Dagli Appennini alle Ande, memorie, attraversa tutto e va in Catamarca e poi nei due stati sopra, Salta e Jujuy, a cercare il padre cercava, se ricordo bene. Allora, se adesso ci colleghi, Elia, con Camillo Robertini. Camillo Robertini, che è un laureato in storia sia a Perugia sia a Ca' Foscari, è un dottore di ricerca appunto in storia e si occupa soprattutto di storia del lavoro, di storia orale, storia del lavoro, memoria della dittatura argentina. In particolare l'attenzione è alla Fiat. I due stabilimenti più grossi sono a Cordova e a Belo Horizonte. È stato bursista per studiare queste cose in Argentina, bursista dopo il dottorato tra il 17 e il 20, ma la cosa interessante è che tra il 18 e il 20 è stato chiamato dal Ministero argentino
per l'educazione presso l'Università di Buenos Aires. Attualmente è ricercatore in Cile, perché sta facendo una ricerca su Fiat and Military Regimes in Cile, Brasile e in Argentina. Ha fatto moltissime pubblicazioni, ma io vorrei chiedergli una cosa che mi ha agghiacciato un po' prima. I nostri sono andati a sostituire gli schiavi, almeno in Brasile. Erano schiavi o come riuscivano a diventare poi piccoli imprenditori, artigiani? Vai. Buonasera a tutti e a tutte, spero che mi sentiate. Sì, perfetto. Perfetto, vi ringrazio per l'invito e mi dispiace di non poter essere lì a Venezia con voi. Dunque, la domanda che mi poni è interessante, perché effettivamente, come anche l'intervento di Javier ha approfondito, diciamo, c'è una moltitudine di persone che tra 8 e 900 si recano in Argentina e sono per l'appunto contadini, operai, imprenditori. Vi sono catene migratorie molto complicate e che rispondono anche a quelle che erano le esigenze di un paese. Noi, no, prima di parlare di emigrazione in Sud America in quel periodo bisognerebbe che insomma ci figurassimo un poco cos'era l'Argentina, cos'era il Brasile a inizio Novecento e cosa sono stati fino alla metà degli anni 50, no? Cioè dei grandi paesi in espansione che attraevano con le loro grandi metropoli e con le loro colonie agricole attraevano e attiravano, diciamo, migliaia e milioni di migranti dal vecchio continente, per cui proprio su quel meccanismo, diciamo, su quelle catene migratorie poi si è costruito una serie di, diciamo, profili diversi, diremmo oggi, per cui da il contadino che va nella colonia agricola o al piccolo imprenditore che invece si stabilisce nell'area industriale di Buenos Aires e che cerca di partecipare anche alla grande epopea, per così dire, della industria italiana in Argentina. Negli anni 30, negli anni 50, come anche è stato ricordato, le grandi multinazionali italiane come la Fiat, la Olivetti, l'Ansaldo, la Techint stessa si stabilirono sul Rio della Plata, e questo ovviamente portò con sé non solamente le maestranze, diciamo, di quelle stesse imprese, ma mise in movimento tutto un mondo italofono, italiano, che viveva tra le due sponde dell'Atlantico, che partecipò come nella maniera in cui fu possibile a quello sforzo industriale, no? Io avevo pensato che per entrare un poco nel clima d'epoca, come si dice, della epopea dell'emigrazione veneta anche in Argentina, che come ricordavano precedentemente è un caso di studio meno studiato rispetto a quello del Brasile, direi che potremmo dire due cose su questo clima d'epoca, cioè come facciamo noi ad entrare nella testa di quelle persone e di quel mondo che vedeva la migrazione da un lato come una speranza per chi partiva indubbiamente, ma anche come una grande opportunità, quella di fare l'America, no? Quella che è un po', come dire, nel senso comune di quando noi ci riferiamo e pensiamo alla migrazione. E per fare questo esperimento, per vedere un poco di come se fosse una macchina del tempo, portarci agli anni 50, ho pensato proprio ad un frammento che ho trovato di un articolo comparso nel 49 sul Corriere della Sera, che racconta un poco di questa epopea veneta in Argentina, nella città di Mendoza, no? Perché un poco anche una delle grandi questioni era quali erano effettivamente i mestieri, i lavori che svolgevano i veneti in Sud America. Ovviamente la risposta potrebbe essere plurale, nel senso che non vi era una unica destinazione, però come
possiamo facilmente immaginare l'attività della coltivazione dell'uva, diciamo, e tutto il processo di produzione del vino storicamente vedeva i veneti al centro di questa azione. Per cui leggo questo articolo che dà un po' un'immagine di come questi veneti arrivavano e avevano fatto non solamente l'America ma la stessa Argentina, no? Poi ovviamente possiamo dire delle cose a margine di tutto ciò. 8 giugno 1949, la sperduta di città di Mendoza sotto l'Ande l'hanno inventata i Veneti. Viene dritta dal pigro corso del Brenta e dalle ville di Stra. Intorno alle chiuse e ai canali risuona quel delizioso accento veneto: vigne, ulivi, prosperità e riposo. No? Questa è la prima, come dire, cartolina che ci appare. Questa è la città di Mendoza, l'ultima arrivata tra le ricche città dei bianchi. Qui non c'è traccia di indios, qui non ci sono nemmeno le remote sembianze degli indios che invece incombono sul nord dell'Argentina. È tutta bianca Mendoza, colma di gringos, ovvero di italiani e veneti, che tengono ad essere più puri e intransigenti degli italiani di altri luoghi. L'uva e l'olio, ricchezze millenarie che non vengono dall'Inca, ma da quel remotissimo Mediterraneo, parte di tanto mondo e anche di questa nuova Argentina. No? Per cui, diciamo, in questo articolo che ho selezionato tra le centinaia di fonti che si potevano scegliere, emergono alcuni elementi secondo me con grande interesse, anche no, per farci un'idea di come veniva vista questa migrazione. Prima di tutto con questo spirito, con questa grande epopea colonialista in un certo senso, cioè dei veneti che arrivano in un territorio sperduto e che portano appunto l'uva, le viti e portano effettivamente, questo è storicamente provato, alcune viti che poi sono anche rimaste. Ma dall'altro lato l'elemento, dal mio punto di vista, assolutamente interessante è che il fenomeno migratorio spesso veniva rappresentato come se si trattasse di una sorta di colonizzazione alla rovescia, cioè non una colonizzazione spinta dallo Stato italiano, per esempio nelle sue avventure d'Africa, ma appunto dalle persone comuni che avevano deciso di emigrare e che quindi avevano costruito delle vere e proprie colonie localmente, no? E questa è una storia che appunto si intreccia a doppio filo con quella poi di una cultura argentina che, il tango nell'espressione più vivida e più evidente di quello che dico, di una cultura argentina che è assolutamente ibridata, che è una cultura che si costruisce in un certo senso tra le due sponde dell'oceano e che con riferimento alla storia della presenza degli italiani in Argentina diciamo che si lega a doppio filo con la partecipazione dei Lombardi, dei Veneti, poi anche diciamo, di altri gruppi regionali allo sforzo industriale di queste imprese. Una su tutte veniva nominata la Fiat precedentemente, che appunto tra gli anni 40 e gli anni 80 prosperarono nel paese, si trasformarono nelle prime imprese private dell'Argentina. No? Per cui, come dire, visto da oggi, ovviamente, nel momento in cui l'ultima migrazione, quella degli anni 50, oramai è una storia quasi chiusa, direi, o la cui memoria è sempre più rarefatta, un elemento che secondo me vale la pena di sottolineare è che, come dire, la cultura argentina, la cultura delle grandi metropoli argentine ha assorbito questa lezione della migrazione che non si è riflettuta necessariamente come dire, sull'aver conservato la lingua italiana o le lingue regionali, ma su una maniera di essere e di pensare e di vivere la propria vita che è assolutamente in comune con
con quella nostra, per cui diciamo chiusa questa parentesi, perché oggi appunto i paesi come l'Argentina e il Brasile vivono un processo migratorio però dei paesi vicini, non più dall'Europa, come dire, l'eredità di questa grande epopea migratoria che diciamo, è andata a cavallo tra 2 secoli e questo elemento che vi portavo qui. Scusa, posso farti una domanda? Perché è stimolante. Tu parlavi di Mendoza e dell'uva. Allora, 20 chilometri da Mendoza c'è una cittadina che si chiama Maipú, dove c'è la più grande cantina del mondo, che è fatta da quelli che loro chiamano Giol, ma che in realtà è la famiglia Giol di San Donà di Piave. Allora, forse erano partiti come schiavi, ma c'è stata un'imprenditoria italiana che ha fatto passare da classe infima a classe media e poi eventualmente anche a classe alta? Allora, io direi che nella storia dell'immigrazione è un elemento ricorrente la possibilità di fare un salto, no? Di cercare appunto un miglioramento materiale. E nei settori come appunto il vitivinicolo e anche nella produzione dell'olio questo è successo con forza, perché appunto Mendoza, prima che vi fosse l'introduzione della vite e dell'olivo, non c'erano concorrenti, per cui come dire, si sono costruiti dei veri e propri imperi commerciali e economici. Ovviamente è innegabile la questione, ecco, anche di classe, nel senso che nella maggior parte dei casi, e dipendendo anche dal periodo, perché io direi che l'ultima migrazione, quella degli anni 50, è quella che forse ha visto meno mobilità sociale, però nelle migrazioni di inizio secolo era possibile che vi fossero dei grandi salti, dei grandi miglioramenti delle proprie condizioni materiali, no? Però dobbiamo pensare all'emigrazione sia dal punto di vista, diciamo, di quelle che un tempo si sarebbero detto di proletari, o comunque di chi non aveva altro che le proprie braccia per procacciarsi uno stipendio, ma anche a quelle migrazioni invece di professionisti, di borghesi o comunque di persone, come ricordava Javier, che appunto decidevano di investire il loro piccolo capitale culturale o anche economico in delle, come dire, delle imprese economiche. Per cui sì, partirono come schiavi, rimasero anche degli schiavi, direi, alcuni, e altri riuscirono a fare il salto. Poi questa è ovviamente una storia che, se noi la guardiamo nel lungo periodo, è una storia che accompagna poi quella che è la storia assolutamente schizofrenica anche dell'economia argentina, che ha momenti di crescita, di caduta, di default, insomma, quello che conosciamo un po' tutti quelli che hanno vissuto in Argentina, no? Però è una storia che assolutamente tiene assieme questa migrazione proletaria, appunto migrazione di chi fugge dalla pellagra. Bisogna ricordare anche cos'era il Veneto, no? Prima del miracolo economico italiano, e poi invece un'emigrazione più appunto pensata, regolare e organizzata, che invece puntava appunto sulle grandi opportunità che paesi come l'Argentina, che oggi ha 40 milioni di abitanti e che inizio Novecento ne aveva pochissimi, e che quindi dovettero popolare ampi spazi del proprio territorio nazionale, no? La Patagonia, la Tierra del Fuego, eccetera, e quindi quelli furono dei momenti di frontiera, le colonie agricole, come veniva ricordato prima anche, nella Pampa Umeda, nella provincia di Santa Fe, come dire. Grazie, perché ci hai ampliato il panorama, quindi credo che l'applauso che ti arriva sia sincero. Grazie. Allora, io vorrei adesso qua Hernan, perché è un esempio, Hernan Fassa, sì, Hernan Fassa, che
che proviene da un esempio di emigrazione non di schiavi, nel senso che suo nonno era un violinista veneziano, diplomato al Conservatorio Benedetto Marcello e così via. E il padre di Hernán, cioè Nino Fassa, è stato insegnante e direttore al Conservatorio Nacional de Buenos Aires per più di 35 anni. Quindi Hernán, pianista, è figlio d'arte e adesso sta arrivando per illustrarci il programma, la parte musicale di questo nostro incontro. Eccolo in arrivo. Le persone di spettacolo sanno anche come entrare. Ho raccontato di tuo padre, di tuo nonno. Ci dici cosa ci presenti? Però per un microfono, per poter registrare, guarda, ho qua anche, guarda. Perché tutto questo viene videoregistrato e sarà poi messo nel sito dell'Ateneo a disposizione di tutti gli italiani e i veneti nel mondo. Faremo anche delle schede, come abbiamo già fatto per le conferenze su Venezia 1600, schede con la trascrizione, con tutta una serie di aiuti per capire, anche se non si è perfettamente padroni della lingua italiana o della cultura. Hernán, cosa ci fate, cosa ci racconti, come ci presenti? Buonasera a tutti, buenas tardes. Adesso faremo l'introduzione musicale della serata suonando un tango di Manlio Francia, Passionaria, proprio in stile all'antica, come si suol dire. Sì. Erano tanghi ovviamente molto vecchi, il tango si è sviluppato moltissimo. È sicuramente il tango che voi avete un po' nell'orecchio, non ne parliamo di Piazzolla, è un tango moderno. Questi tanghi sono tanghi molto antichi, molto belli. Adesso in compagnia di, colgo l'occasione per presentare i maestri ed amici, Gino Zambelli al bandoneon, Vincenzo Albini al violino, e Virgilio Monti al contrabbasso. Quindi apriamo le danze con Passionaria di Manlio Francia. Muchas gracias.
Allora, arriviamo ai nostri due autori di tango, parole e musica. Parole, Battistella. Io vorrei Liviana Loatelli qua. Liviana Loatelli è una musicista, una pianista, ma è insegnante di lettere antiche in un liceo di Verona e ha scritto un libro dedicato alla figura di Mario Battistella, che è veronese, emigrato in Argentina all'inizio del Novecento. Liviana Loatelli ha un gruppo che si chiama Alma Migrante, che si interessa proprio agli artisti veneti che sono emigrati in Argentina e ne studia le storie e sta facendone rivivere le musiche. Quindi le do la parola proprio per parlare di Battistella nel quadro dei veneti che portavano musica, parole e musica in Argentina e nel tango. Vi ricordo che il tango è patrimonio dell'umanità, secondo l'UNESCO, è uno dei patrimoni dell'umanità. Grazie, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza e grazie per questo invito bellissimo. Io vi parlerò di Mario Battistella e diciamo della ricerca che mi ha appassionato, che mi ha impegnato per un po' di anni ormai. È un mio conterraneo, perché io sono di Verona e questo personaggio è di un paesino molto piccolo in provincia di Verona, verso Soave, che si chiama Monteforte d'Alpone. Sono venuta in contatto con la sua biografia e diciamo la sua figura artistica un po' per caso, anni fa, quando con mio marito, che è violinista e il violinista del gruppo dell'ensemble Alma Migrante, abbiamo iniziato a suonare tango, ma partivamo tutti da Piazzolla. Però poi, scavando un po' indietro, abbiamo visto che appunto c'erano parecchi veneti che sono emigrati in Argentina e là sono diventati dei collaboratori di grandi personaggi di tango, compositori, cantanti. Uno di questi appunto è proprio Mario Battistella. Di lui si sa poco della parte che riguarda la sua vita in Italia e io ho cercato un po' di ricostruirla attraverso gli archivi parrocchiali, attraverso gli archivi comunali, per cercare di delineare un po' meglio quello che è la sua figura anche, e poi soprattutto per farla conoscere anche nella sua terra natale, perché sapevano veramente molto poco di lui, nonostante poi in Argentina sia diventato un personaggio veramente importante perché è collaboratore, lo vedremo tra un attimo, di Carlos Gardel, insomma il tango, l'emblema del tango per eccellenza. Mario Battistella nasce alla fine del 1800, nel 1893, e muore a Buenos Aires nel 1968. Io ho cercato appunto di ricostruire la sua vita, almeno nella parte italiana, perché veramente si sapeva pochissimo. Le biografie che ci sono in internet molto spesso si discostano tra di loro, tra le biografie italiane e quelle in lingua spagnola. E alcune sono anche molto fantasiose, quindi effettivamente è un po' difficile ricostruire la sua infanzia in Italia e a Monteforte d'Alpone. Qui ho trovato l'atto di nascita e di battesimo, le date non coincidono, le date di nascita nei due atti non coincidono, si discostano di qualche giorno, però era anche una cosa frequente, esatto, perché magari la parrocchia registrava dopo la nascita. E poi io sono andata a Monteforte d'Alpone e a fare varie ricerche. Ho incontrato anche un suo pronipote, che è l'unico attualmente che è ancora vivente e che ha conosciuto Mario Battistella, perché intorno agli anni 60, 50 è tornato in Italia, è tornato per trovare la sua famiglia e quindi questo suo pronipote, che si chiama Gianmarino Battistella, che avevo intervistato poi all'interno del libro, l'ha conosciuto e quindi ha un ricordo, anche se era piccolo, era giovane Gianmarino, però ha un ricordo di questo uomo molto elegante, di questo suo zio che era andato in Argentina, e quello che mi ha detto è che si ricorda proprio di un uomo elegante e raffinato, e questo è un po', secondo me, la cifra dei suoi testi anche di tango. E qui possiamo vedere
nell'inquadratura più stretta, le iniziali LB Luigi Battistella diciamo appunto della casa del nonno di Battistella, che si può trovare a Monteforte. Erano una famiglia di ciabattini, erano abbastanza poveri, anche se non poverissimi in realtà. Sicuramente diciamo, hanno con la famiglia voluto spostarsi ed andare oltre oceano. Più o meno è emigrato nel 1910, però non si sa bene se è emigrato da solo o se è emigrato con tutta la famiglia. Io ho cercato un po' poi di tracciare i suoi spostamenti, però si interrompono a Gambellara, che è un paese appunto in provincia di Vicenza. Intorno al 1901 sicuramente la famiglia si è spostata da Monteforte, è andata ad Altavilla Vicentina e poi a Gambellara, però poi lì le tracce si perdono, quindi si sa poi anche da fonti argentine che lui è arrivato a Buenos Aires circa nel 1910. E là, diciamo, è diventato pian piano una personalità che si è fatta strada, diciamo. All'inizio ha cominciato come traduttore di canzoni. Poi intorno agli anni 20 arriva per lui la grande fortuna, il grande colpo di fortuna, perché conosce Carlos Gardel e diventa praticamente un suo amico proprio e un suo collaboratore. Ha scritto per lui tante cose diverse insieme a Gardel, ha scritto le sceneggiature, scusate, di alcuni suoi film, di cui qui possiamo vedere le locandine, e poi è diventato il suo paroliere, diciamo, cioè, fra i tanti che hanno scritto letras, cioè i testi di tango di Gardel, c'era sicuramente anche Mario Battistella. Ed è stato anche poeta, infatti qui ho riportato una sua poesia giovanile, diciamo. Già in questa poesia possiamo vedere quali erano alcuni dei suoi temi cari, che poi noi ritroviamo all'interno dei tanghi. In particolare il discorso della difficoltà della vita, e anche il fatto che lui si discostava molte volte, molto spesso, da quello che era un po' il sentire comune. Questo lo porterà poi anche nella sua vita a diventare voce di chi non ha voce, perché scriverà testi di denuncia sociale che vedremo tra un attimo. Ecco, diciamo che i suoi testi più importanti, nonostante abbia scritto poesie, sceneggiature anche per spettacoli di varietà, sono sicuramente le letras, cioè i testi dei tanghi, perché ovviamente c'erano tanghi solo strumentali, come abbiamo sentito prima, ma anche tanti tanghi che presentavano un testo. E diciamo, quello che è l'equivalente della nostra SIAE in Argentina, la SADAIC, cioè dove vengono depositate tutte le varie musiche, si trovano sotto il nome di Mario Battistella più di 250 testi. Lui era anche conosciuto con uno pseudonimo, Wood, scritto W-O-O-D. E questa era una cosa abbastanza comune, cioè molto spesso questi autori di tango avevano degli pseudonimi. Oppure era conosciuto anche come Mario Bates Stella, come si può vedere da uno di queste copertine dei tanghi. Ecco, quindi la sua attività principale, possiamo dire, è stata proprio questa, quella di comporre letras per i tanghi. Io ho portato qualche testo perché nel mio libro, appunto dedicato a Battistella, mi soffermo su alcuni dei suoi testi più importanti e forse anche un po' quelli che mi sono piaciuti di più. In realtà sono tantissimi, e quindi avevo fatto una scelta quando poi avevo pubblicato questo libro. Questo in particolare è un testo che è forse uno dei più famosi di Mario Battistella, cantato da Carlos Gardel. Si chiama Melodia de Arrabal, è un tango del 32 e qua, diciamo, raffigura, tratteggia quella che è un po' l'idea, l'ambientazione che possiamo immaginare di questi migranti, per riallacciarci a quello che era stato detto prima, che si trovano a vivere catapultati in una nuova realtà, che è appunto quella
molto spesso dei sobborghi di Buenos Aires. Qui troviamo una raffigurazione di un quartiere che viene definito inargentato dalla luna. Si sente una milonga in lontananza e ci sono gli elementi tipici del tango, un mantice, possiamo immaginare il bandoneon, e una ragazza che aspetta sotto un lampione. E poi nel ritornello troviamo invece uno dei sentimenti più accorati del tango, cioè l'idea della nostalgia e il fatto che il quartiere rappresenti per una persona, in particolare per questi migranti, possiamo immaginare uno degli elementi, diciamo, centrali della propria vita, cioè cercare di ritrovare una identità. Ho riportato questo testo un po' per far capire anche, oltre a questo scenario della Buenos Aires tipica, anche quali sono alcuni dei tratti, secondo me, dello stile di Mario Battistella. C'è sempre qualche dettaglio molto poetico, ad esempio l'idea della luna che inargenta il quartiere, e poi il fatto che all'interno dei testi di Battistella non ci siano mai toni esagerati, non è mai volgare. A volte i testi di tango sono anche molto forti, presentano anche un linguaggio a volte estremamente colorito. Ecco, un po' la cifra di Battistella invece è proprio perché l'ho definito il poeta del tango, perché è sempre estremamente elegante, raffinato. Questo ne è un esempio. Ci sono anche in tantissimi altri testi delle immagini molto poetiche che lui porta, e anche però immagini delicate. C'è una cura, ecco, secondo me, proprio all'interno del suo modo di comporre. E poi mi volevo soffermare velocemente su quello che accennavo prima, i testi di denuncia sociale, che sono, diciamo, una parte molto importante della produzione di Battistella. Qui ne ho portati due, forse più importanti. Uno è Al piede della Santa Cruz e l'altro è Bronca. Uno, Al piede della Santa Cruz, è un tango del 1933, mentre l'altro è uno dei suoi ultimi tanghi del 1963, lui appunto muore nel 1968. In particolare con questo tango, Al piede della Santa Cruz, mette in scena, mette davanti al pubblico un problema grandissimo per l'epoca, e cioè quello delle rivolte operaie. È scritto nel 1933, però si riferisce a un periodo intorno al 1920 in cui c'era stato un episodio molto particolare che viene chiamato quello della Semana Tragica, cioè la settimana tragica, all'interno della quale c'erano state varie lotte da parte di operai che cercavano di avere condizioni di vita migliori, condizioni di lavoro migliore, passare ad esempio dalle 66 ore settimanali di lavoro alle 48 ore e ad avere degli stipendi un po' più dignitosi. Ecco, queste manifestazioni erano arrivate talmente all'estremo perché la situazione non era sostanzialmente cambiata, che praticamente Battistella ritrae quello che era stato poi invece una repressione da parte delle forze di polizia di questi manifestanti, e questo viene immortalato all'interno di questo testo, Al piede della Santa Cruz, che gioca sull'idea della Santa Croce, nel senso il riferimento che ci viene subito in mente è quello di Cristo, ok? E gioca su questo riferimento, e invece il luogo reale di Santa Cruz, che è una città, scusate, dove appunto si erano verificati questi disordini. Ci tengo a portare questo testo perché appunto ci fa capire come Battistella fosse anche attento alle problematiche sociali del suo tempo. Viene chiamato la voce di chi non ha voce, perché in alcune testimonianze ho trovato che la verità sulle questioni sociali si veniva a sapere non dai giornali ma dai testi, anche dai testi di Battistella. Ovviamente per un periodo diventa un personaggio scomodo, per cui i suoi testi, i suoi tanghi per un po' di tempo vengono anche censurati e non si possono ascoltare.
Concludo con questo ultimo testo, si chiama Bronca, la traduzione è Rabbia, uno degli ultimi tanghi. Ecco, questo forse è uno dei testi più forti, più icastici, cioè crea delle immagini veramente molto pregnanti. Qui si scontra, diciamo, con tutto quello che vede essere la mentalità imperante dell'epoca, e cioè un'epoca moderna dove trionfa il delinquente, dove chi vuole essere onesto sembra al tempo di Colombo, cioè sembra antiquato, l'essere cortese è passato di moda, non ci sono buone maniere con le donne, insomma porta sulla scena quelli che dovevano essere gli atteggiamenti comuni che lui vedeva e dai quali però si discosta in maniera molto forte. E fa riferimento in particolare all'anno 62, in cui c'è stato uno dei vari colpi di Stato, e lamenta proprio questi disordini, questi ormai disvalori. Ultima cosa per far capire come Battistella fosse veramente un personaggio, un artista tutto tondo. È vero che lui è famoso soprattutto per le letras, cioè per i testi di tango, però ha scritto anche di alcuni tanghi la musica, perché era un musicista, sapeva suonare, sicuramente suonava il clarinetto nella banda del suo paese quando era piccolo, e ha coltivato poi evidentemente nel tempo anche la passione per la musica, diventando anche compositore. Sono brani meno famosi questi, però testimoniano anche la sua capacità comunque di comporre. Ecco, quindi diciamo, per concludere, quello che mi ha lasciato la figura di Battistella, che continuo a studiare perché mi affascina molto, è proprio questa idea di essere un artista elegante, molto raffinato, però capace di fare tante cose diverse, e testimone anche proprio di questa integrazione fra culture, quella veneta italiana e quella argentina. Grazie. Eventualmente ci sentiamo dopo. Allora, una questione tecnica: siccome tra poco ci saranno i tango, se non vi siete ricordati di spegnere il cellulare e interviene, rompe il tempo, è un disastro, quindi controllate. Dino? Eccolo. Dino De Rossi, che ci racconta invece dell'ultimo tassello, cioè Manlio Francia. Tra l'altro Manlio Francia è legato, vi ricordate prima vi ho detto del nonno di Hernán Fassa, che suonava il violino, era diplomato al conservatorio, hanno suonato insieme nell'orchestra di Julio De Caro, che era un'orchestra molto grossa. Dino De Rossi, gondoliere, appassionato di tango argentino. Come mai sei arrivato al gusto del tango? Beh, il tango diciamo rimane impresso alle persone, che qualsiasi persona lo veda per la prima volta e lo mette in custodia nella sua memoria. Per me è successo successivamente di appassionarmi di tango. E questo lo reputo collegato in qualche maniera anche al mio lavoro. Il mio lavoro è un lavoro che si lega totalmente alla città, alle sue tradizioni, e mi dà modo di viverla da un punto di vista privilegiato, e che mi radica fortemente con la città. La passione del tango, dicevo appunto, è maturata nel tempo, e ho avuto occasione di frequentare alcune associazioni finché sono approdato all'Accademia di Tango Argentino, che è guidata appunto da Alejandro Aquino, che si esibirà più tardi, ballerino e coreografo di fama internazionale. Ho avuto modo così di conoscere anche altri punti fermi per la città per quanto riguarda il tango e la sua storia qui a Venezia, non solo. E Magda Patarello è una di queste, e attraverso loro sono entrato più in profondità, e la prima cosa che mi è apparsa e mi ha colpito è stata questo ricorrente ripetersi di nomi italiani
in tutti i suoi campi, dalla poesia alla musica alla danza. E questo radicamento è quello che poi mi ha scaturito una domanda, cioè la volontà di cercare la figura di un veneziano, perché no, in mezzo a tanti italiani. Ed è qui che è iniziata la ricerca. Adesso non voglio portare via tempo citando nomi, date, anche perché non vorrei che i musicisti si raffreddassero troppo. Niente, voglio dire solamente che Manlio Francia è una figura che coincide col tango già nel momento in cui nasce. La sua nascita ha molto di tanghero. Questo è Manlio Francia a circa 20 anni. Y en esta oportunidad vamos a rendir nuestro homenaje a quien fuera un gran maestro dentro de la historia del tango. Su nombre, Manlio Francia. Tengo entendido que usted nacía en Italia. En Venecia. En Venecia. ¿Cuándo ocurría ese hecho? 1902, 29 de julio. 29 de julio, magnifico. Eccolo qua, questo è uno dei cardini del mio lavoro, è l'atto di nascita di Manlio Francia, che nasce il 29 giugno del 1902 a San Barnaba, in una modesta casa. Perché dicevo ha molto di tanghero? Perché richiama a uno dei concetti cardine che si ripetono continuamente nei testi dei brani di tango. L'abbandono. L'abbandono, quello forse più feroce, l'abbandono della madre. E questo è un fatto che mi ha colpito, come colpirebbe sicuramente qualcuno si appresti a fare una ricerca di questo tipo. Lui nasce da una donna che non vuole essere riconosciuta e non riconosce il figlio e viene affidato ad un'amica che lo porta presso l'anagrafe per essere registrato. Verrà registrato con il nome di Indetti. Indetti come dalla pietà. Sono quei nomi che venivano affidati ai bambini che non avevano un genitore che li riconoscesse. E da qui poi passerà, come di consuetudine, all'Istituto degli Esposti, Santa Maria della Pietà. Fortunatamente per lui rimarrà ben poco, una decina di giorni, dopodiché si presenterà la madre naturale che lo riconoscerà. Da lì comincia poi la costituzione passo passo della famiglia di Manlio, quando la madre Elvira si sposerà con quello che sarà la persona che darà il nome a Manlio, Attilio Francia. Allora, Attilio è già un musicista, un violinista e ha un'orchestra che gira per le varie città balneari, specialmente nella stagione estiva, finché si sposterà in Costa Azzurra, nelle città di Nizza, Montecarlo, Vichy. E in occasione in una di queste occasioni gli si presenterà l'opportunità di trasferirsi a Buenos Aires per continuare la sua attività professionale. E nel 1907 si trasferirà per la prima volta in Argentina. Questi si susseguono alcuni diversi viaggi tra le due coste dell'Atlantico, e ogni volta che il padre Attilio Francia
si sposta con tutta la famiglia, quindi porta il figlio e la moglie. Nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene bloccato lì in Argentina e da lì poi si stabilizzerà e non tornerà più in Italia né in Europa. Quindi ecco qua. Quindi Manlio Francia aveva già cominciato a studiare il violino da bambino, a 5 anni, quando ricevette in dono dal padre il primo violino e il padre impartì le prime lezioni. Bloccato a Buenos Aires, riprenderà gli studi di violino, diplomandosi poi alla fine a 16 anni al Conservatorio di Santa Cecilia a Buenos Aires. E da lì comincia la carriera, la maturazione artistica, come vedete qui sulla slide. Frequenterà i cabaret, che erano i punti di ritrovo dei musicisti in quegli anni, dove principalmente si suonava jazz in quel periodo, che era l'espressione musicale più di moda. E tra i vari brani di jazz venivano proposti dei tango. In questa occasione conoscerà i primi personaggi importanti, i primi rivoluzionari un po' del tango, che poi li vedremo, sono Julio De Caro e Osvaldo Fresedo. Con Julio De Caro incise ecco qua. Con Julio De Caro ha inciso un brano che vi prego di ascoltare per sentire un po' l'evoluzione del violino. Ecco qua, ecco, non so se... Manlio Francia è stato riconosciuto da uno dei massimi critici e storici del tango, che è Luis Adolfo Sierra. Lo definì il più grande secondo violino della storia del tango. Cosa vuol dire secondo violino? Secondo violino non è secondo per importanza, secondo è quello che ha un ruolo fondamentale nell'orchestra di tango, è quello che segue la melodia del brano, è quello che dà maggior forza al brano e lo fa con un'aggiunta in più, che è quella dell'improvvisazione. È un dono che gli è stato riconosciuto, quello di essere particolarmente dotato per questo improvvisare il brano, al punto che improvvisava anche nel momento della registrazione. Fu anche lui, come Battistella, amico di Gardel, e con Gardel riesce a ottenere l'assenso a scrivere un brano per lui. Si intitola Maldita Visión e spero che questo si riesca a sentire. Don Manlio Francia, ¿usted conoció a Carlitos Gardel? Sí, como no, éramos compañeros de gimnasia del Club Asociación Cristiana de Jóvenes. Carlito es una persona maravillosa, pero desgraciadamente tuvo que morirse para que se le empezara a dar la importancia que tiene, ¿no? Donde quiera que vaya, y aunque corran los años, tengo siempre la cruel visión de aquella noche de mi decepción, en que vi a la ingrata muy feliz en los brazos del amigo de juventud que traicionaba todo mi
olor lo dejé. Ecco, concludo dicendo questo, insomma, il Manlio Francia è un figlio di questa città e questo lavoro che è stato portato avanti con questa ricerca ha la volontà di far riconoscere i meriti di questo musicista a questa città, perché è conosciuto e ammirato in Argentina per tutto il lavoro che ha compiuto, mentre qui praticamente è sconosciuto anche nello stesso mondo di chi frequenta il tango. E questo secondo me è un punto, insomma, che merita di essere approfondito. Basta, concludo dicendo che Volver vuole essere qualcosa che va oltre questa serata perché parlare di emigrazione vuol dire parlare delle nostre radici, di quello che siamo stati, perché penso che in molte delle persone qui presenti c'è qualcuno che ha qualche parente lontano che è emigrato, quindi richiama un po' noi tutti. Quindi concludo con questo messaggio che vorrei che questo progetto avesse un futuro magari con un riferimento verso le nuove generazioni, portare il concetto di quelle che sono le nostre radici e quello che è stata la nostra storia, trasmetterlo anche alle nuove generazioni sotto il profilo didattico, entrare nelle scuole magari, come anche previsto tra l'altro dalla Regione Veneto in un accordo con l'ufficio regionale scolastico, di iniziare un dialogo con i giovani, magari con mezzi diversi, attraverso meccanismi diversi che siano facilmente recepibili soprattutto dai bambini. Ecco, io vedrei questo realizzato magari sotto forma di un fumetto o per i bambini delle scuole elementari, oppure con un video intanto dedicato a questo. Stiamo presentando la città Manlio Francia, di cui sì, esatto, non credo molti di noi avessero sentito parlare. Quindi ringrazio Dino per questa appassionata. E passo alla passione di Hernán Fassa. Vai. Presenta quello che fate, dai. Adesso invitiamo i nostri ballerini che vi offriranno un brano di Manlio Francia, Passionaria.
sempre di Mario Francia, che si chiama Queja Campera, lamento di campagna. Okay?
Uno dei tangos più famosi di Mario con letra di Mario Battistella, en la voz de Paola Fernández de León. Siempre con letra de Mario Battistella, Cuartito Azul, con musica di uno dei più grandi compositori e pianisti e direttori d'orchestra di tango in Argentina, Mariano Mores. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, Cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como Cuartito azul de mi primer amor. Vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez tango de Manlio Francia, Fuego Lento.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de tu cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El rosal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Ríe la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque no estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El rosal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento. Todo es dolor cuando tú no estás. Uno dei più famosi sicuramente tango cantati da Carlo Carlet con letra di Mario Battistello. Adesso, parlando di volver ritornare, faremo un brano che Paola ha scritto con un importante musicista
argentino José Teixidó, leader del gruppo Amores Tangos, che si chiama Pa' che volver? Perché volver? Andate, deja, no digas nada más. Es todo demasiado raro, ya sabes. La calle solitaria y el deseo, nostalgia de esa calma de café, como un tango de Gardel, te fuiste lejos, desahuciado de delirio y desamor, como paria peregrino de la calle, como un migrante, como un dolor. ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? Si me olvidé de ese sentir, de ese lugar, de ese sufrir, de aquel estar en la viudez, tu piel ingrata. ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? No para, el tema no es el barrio, la bici, la vecina, su el zaguán. No es la primer novia desquiciada, que pálidos destinos vivirán, que no sueño París ni Buenos Aires, que no busco ya revancha en el andén. Es un viaje, una mentira, una plegaria, labios cansados, sabor de ayer. ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? Si me olvidé de ese sentir, de ese lugar, de ese sufrir, de aquel estar en la viudez, tu piel ingrata. ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver? ¿Pa' qué volver?
Grazie. Adesso faremo un mini omaggio a un grande, a quello che in pratica vi porta a tutti voi, amanti del tango, indietro, che è Astor Piazzolla, no? Perché, come ha detto molto bene Liviana, si parte da lì, perché è l'ultima cosa che c'è stata, no? Quindi, siccome il 2021 è stato il centenario di Piazzolla, ma il 2022 è il 30° anniversario della sua scomparsa, quindi noi adesso faremo un piccolo omaggio a questo, come dire, nostro guru della musica ciudadana argentina. E per me tornare, per me sì è volver, per me è un po' volver, perché come ha detto il professore prima, mio nonno nacque a Venezia, è l'unico dei suoi fratelli che andò in Argentina col suo violino non so se per fare l'America, ma per sicuramente costruire una famiglia. Ci riuscì, per fortuna, anche mio padre pianista, anch'io. Quindi ormai non sappiamo dove mettere tutti questi soldi dopo 3 generazioni di musicisti. Vi potete immaginare, non so, se qualcuno non ha la macchina io ve le regalo, perché sinceramente biciclette, anche magliette della salute. Quindi 3ª generazione di musicisti, per me è un tornare, ed è sempre tornare, perché dalla prima volta in cui ho messo piede in questa città ho sentito che qualcosa di me dentro c'era. Venezia non è qualsiasi città per me. Quindi vi ringrazio molto della vostra presenza, ringrazio anche mia cugina Maria Iva che è qui, non ci eravamo ancora visti, e il tango e Francia e Venezia e la storia hanno fatto sì che ci conoscessimo, quindi è una serata veramente molto emotiva. Vincenzo Albini, Gino Zambelli, Virgilio Monti, Paola Fernandez dell'Erba,
Chiara, venite a bailarla. Grazie. Melodia de Arrabal. Vamos con Melodia de Arrabal. Grazie ancora, noi vi salutiamo con la compagnia completa in scena con Alejandro Angelica e Angelica Grizzoli e Vincenzo Albini, Gino Zambelli, Paola Fernández del Lerma, Virgilio Monti, Hernán Pasa, todos juntos, Melodía de Arrabal. Alejandro Aquino. Dijiste Angelica. Alejandro e Angelica. Alejandro e Angelica. Alejandro Aquino e Angelica Grizzoli. Vamos, vamos. Venezia lo emoziona. Emozione. Emoziona. E corazoncito. Vai. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga son toda mi fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la costa de mi songa, mientras que una pibita linda con una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental.
Voi non l'avete notato perché guardavate solo i ballerini, ma anche le figure si muovevano, ve lo posso assicurare. Ringraziamo Javier Grossutti, Camillo Robertini, Liviana Loatelli, Dino De Rossi, Ennan Fassa, Angelica Grisoni, Alejandro Aquino, Paola Fernandez e tutti i musicisti con un ultimo applauso.